Buonasera, ben ritornati con noi cari telespettatori, ben arrivati anche i nostri ospiti che adesso vi presento subito. Prima vediamo un po' di analizzare i temi che affrontiamo questa sera. Temi dico perché da un lato siamo stati sollecitati da voi, dalle vostre mail, a proseguire nel capitolo della, diciamo così, la ripresa, come fare la ripresa, le difficoltà delle imprese, le abbiamo analizzate più volte, segnali positivi, come vanno interpretati. Tra i freni che sono emersi per la ripresa effettiva delle aziende, detto da tutti, quindi emerso al termine di ogni trasmissione, ma ormai lo sapete, c'è una burocrazia molto pesante, un costo della cosa pubblica che grava su tutti i cittadini, sulle imprese in modo particolare, ma un po' è trasversale la cosa, e tagli che sono stati promessi dal Stato centrale, avrebbero dovuto essere stati fatti da un commissario che poi è andato via, Perrotti è l'ultimo, se ne è andato via, anzi l'ultimo, ne resta ancora uno, è andato via anche lui, prima era Cottarelli. Fatto sta che ai dicasteri e ministeri ben poco è stato fatto, promesso ma non fatto. In compenso si è provveduto a fare dei tagli che in realtà sono reali, poi vedremo in che termini, alle regioni, ai comuni, ma non alle partecipate. Insomma, resta ancora il garbuglio di una pubblica amministrazione farraginosa, pesante, vecchia e difficile da affrontare. Non siamo ai livelli europei da questo punto di vista. E ci costa tantissimo in vari termini. Costa anche purtroppo in termini di personale, tant'è vero che sono stati previsti anche dei tagli nei dipendenti pubblici. Ma come viene affrontato il mancato rinnovo dei contratti di lavoro, questi non rinnovi di altri contratti, che ripercussioni possono avere nel nostro sistema? Vedremo ad affrontarlo insieme. Il tutto perché è conseguenziale a quello che si diceva, quelli che sono i problemi del nostro Paese da risolvere nel brevissimo periodo. Alla luce di questo c'è un altro piccolo aspetto che è molto legato a fatti di cronaca purtroppo recentissimi. Costo della spesa pubblica, costo del nostro sistema e costi della sicurezza che deve essere integrata. Sono previste delle integrazioni molto importanti per il 2016, ma noi adesso abbiamo il giubileo, noi abbiamo dei fatti eclatanti che richiedono degli interventi del sistema Stato comunque importanti. La Francia comunque ha detto è in guerra, dovremmo intervenire oppure no, staremo a vedere adesso, comunque occorrono investimenti. Come siamo in grado di affrontarli anche dal punto di vista economico, oltre che politico e sociale? E questo è il primo argomento quindi che andiamo ad affrontare insieme per vedere come la pensano anche i nostri interlocutori, i nostri ospiti. Nella seconda parte invece affronteremo il discorso della pubblica amministrazione, del peso che ha per noi. Vi presento subito chi sono gli interlocutori odierni. Andrea Ostellari, segretario provinciale della Lega Nord, ben arrivato qui con noi. Buonasera, buonasera a tutti. Massimo Zanetti, segretario generale della UIL Pubblica Amministrazione del Veneto. Buonasera. Grazie anche a lei. Domenico Menorello, avvocato, tra l'altro esperto per quel che riguarda la riforma Madia ed altre riforme della pubblica amministrazione di cui parleremo. Grazie anche a lei. Daniele Giordano, segretario generale funzione pubblica CGIL del Veneto. Andrea Martellato, vicepresidente consulta finanza locale ANCI Veneto, sindaco di Fiasso d'Artico. Buonasera. Grazie anche a lei. Nicola Ramundo, economista, presidente dell'Osservatorio del Cittadino. Buonasera a tutti voi. Costi. Quindi questo. E Alessio Morosin, Indipendenza Veneta. Eccolo qua, ben ritornato anche a lei. Buonasera. Allora, io comincio invece proprio da lei, dopo vedremo anche la copertina perché è più attinente al tema. Perché? Perché ieri ha partecipato a una manifestazione di sindaci, cioè dei sindaci della città di Padova, comunque di amministratori anche comunali. Se ne è svolta una a Padova in particolare ieri sera, ma ce n'è stata anche a Vicenza, in altre città, insomma, per manifestare solidarietà nei confronti di quel che è successo. Che cosa in modo particolare? Ieri si è svolta a Padova questa manifestazione che è stata organizzata, meglio promossa da noi, quindi da Lega Nord, dai movimenti diciamo così, che fanno capo a un centrodestra. Quindi non era trasversale come si poteva auspicare? L'abbiamo promossa noi e aperta a tutti. È stata una manifestazione che ha poi visto nel proseguo dell'organizzazione la partecipazione di più movimenti di centrodestra, di 5 Stelle, di mondo associativo e quindi che è riuscita a dare un'immagine di Padova che non divide ma che cerca di unire. È naturalmente nata dalla politica, perché poi la politica insomma, serve anche a questo, per cercare di dare non solo diciamo così, risposte quando diciamo così, trattiamo temi amministrativi, ma in qualche modo essere vicini anche in questi grandi temi che
non devono dividere, ripeto, ma che devono certamente unire. In particolare poi per quanto riguarda la manifestazione di ieri, il PD non ha partecipato alla nostra, non ha partecipato a questa che ha visto, diciamo così, un numero notevole di coinvolgimento anche dal punto di vista dei cittadini, non solo di Padova ma di tutta la provincia di Padova, perché era aperta a tutta la provincia, e credo che in qualche modo insomma sia stato un po' un autogol questo. Infatti, lasciando però fuori appunto la politica, appunto, dopo bisognerebbe capire, non abbiamo neanche noi nessun esponente del PD, purtroppo non sono stati invitati, però non ci sono, quindi non abbiamo un po' la parte filogovernativa a rappresentarci, anche se in certo qual modo forse Forza Italia in qualche modo è al governo, insomma dopo vedremo, non voglio però sbilanciarmi. Zanetti, secondo lei quello che è accaduto ci mette, quello che si chiedono tutti i cittadini, ci mette in una situazione di rischio, di pericolo, di difficoltà anche economica, perché poi l'aspetto è questo: abbiamo visto che l'11 settembre è stato l'inizio della debacle, poi sono state conseguenziali, però è stato un momento tragico sotto tanti profili. La paura per molti, al di là di fatti concreti che possono verificarsi, abbiamo il giubileo, l'Expo ci è andata bene, abbiamo tante situazioni, adesso Padova comunque è segnata per esempio come una città a rischio per altre evenienze. Come la vede lei? Ma io intanto penso che con gli episodi accaduti la settimana scorsa, chi la mette sul piano politico, destra, sinistra, commette un grave errore, perché in questo momento serve l'unità di qualsiasi forma e appartenenza, perché rispetto a una follia che in nome di una religione, in realtà si tratta di folli che amministrano insensatamente la violenza e l'amministrano urbi et orbi, mi verrebbe da dire, senza nessun rispetto per nessuno, tant'è che a Parigi sono stati colpiti semplicemente delle persone che a fine settimana, dopo aver lavorato, pensavano di dedicarsi un po' al loro tempo libero a divertirsi, in special modo tra l'altro giovani. E quindi io penso che qui non ci debbano essere distinzioni politiche in una risposta durissima e ferrea a chi pensa di governare l'Europa, e non solo l'Europa, ma visto che il teatro della vicenda è stata l'Europa, con la paura. Quindi io penso, questa è la prima osservazione. Quindi aderire alla Francia. La Francia ha chiesto la partecipazione dell'Unione Europea. Il secondo aspetto, io mi interrogo su quello che diceva lei e sul fatto che 15 anni fa ci hanno detto che dopo l'11 settembre sarebbe cambiato il mondo, almeno rispetto alla questione del terrorismo, che ne avremmo avuti, io ricordo insomma i commenti dell'epoca, per almeno 50 anni. La domanda che però io pongo oggi è questa: è servito in questi 15 anni l'atteggiamento comunque guerrafondaio rispetto a quelli che avevano fatto l'aggressione terribile alle Twin Towers, a tutto l'evento dell'11 settembre, cioè la risposta aggressiva, la guerra come la guerra, ha prodotto un risultato di qualità in termini di diminuzione delle violenze, voglio dire, tra paesi? Io penso di no, perché penso che la guerra non sia mai uno strumento che produca risultati di qualità, e quindi bisognerebbe interrogarsi su come devono fare Russia, America, non li cito a caso, Russia, America, ed Europa, che ricordo insomma se avesse magari una politica oltre che fiscale, oltre che del lavoro, anche una politica internazionale, anche un esercito europeo in grado di cominciare a ragionare su che cosa bisogna fare per evitare che avvengano episodi drammatici come questo. L'ultima affermazione la svolgo intorno all'altra sua domanda, che riguarda: siamo al sicuro noi o non lo siamo? Io penso che nessun paese europeo è al sicuro, perché la Francia è stata colpita in breve lasso di tempo, l'anno scorso e quest'anno, con 2 episodi violentissimi e efferati, e io credo che non sia un caso. In Inghilterra sono stati sventati negli ultimi 4 mesi 11 attentati, cioè prima che arrivassero ad essere compiuti, questo è l'intelligence inglese. Per quanto riguarda l'Italia, io penso che noi ancora, ma questa è un'opinione mia e di cui spero di non essere per una volta smentito, godiamo di una sorta di, forse ancora di possibilità di non essere nell'occhio immediato del ciclone, per una politica internazionale che viene svolta, lo ricordo, dal Vaticano in maniera intelligentissima nel corso degli ultimi 2 anni con il papato di Francesco.
e quindi questo penso ci ponga un po' al riguardo, perché poi insomma dietro agli eventi di carattere guerrafondaio ci sono sempre assetti economici, ci sono sempre interessi fortissimi, e credo che la politica estera che sta facendo il Vaticano su alcuni territori che sono, come dire, terra di confine, terra di scontro, terra di grandi problematiche religiose sia straordinariamente utile e possa quantomeno essere, se non di grande protezione, possa aiutarci moltissimo. Però torno a ripetere, io non penso che alla guerra come alla guerra sia la soluzione, non è scatenando come già sta di fatto succedendo, no, con i bombardamenti in Siria. Io non penso che risolveremo. I talebani pensavamo di averli eliminati con l'uccisione di Bin Laden, si sono rafforzati e oggi occupano ruoli di potere in società che gestiscono armi e non solo. Altre strategie. Avvocato Menorello, lei è anche esponente politico, per cui ha dentro anche le dinamiche. A queste provocazioni come reputa sia da rispondere, quindi, e poi potrebbero essere destabilizzanti economicamente? Per adesso le borse non ne hanno per esempio risentito, tutto ne ha risentito meno che quelle in modo straordinario, e poi come dovremmo rispondere noi? Ma io sono colpito dalle riflessioni di Massimo Zanetti che condivido, e parto dall'ultima domanda. Forse è un segno anche il fatto che non ci sia una caduta economica immediata come è successo dopo l'11 settembre. Voglio pensare, per come la sento io, che paradossalmente sembra quasi che da un lato siamo meno impreparati a cose, siamo meno sorpresi da fatti di atrocità come quelli che abbiamo vissuto nel 2001 e rivissuto venerdì sera. E dall'altro è come se forse le borse non sono crollate, perché forse si intuisce che non ci si arrenderà, che in qualche modo c'è qualcosa di bellissimo. Penso ai gesti di aiuto reciproco che spontaneamente i francesi hanno fornito l'uno all'altro quella sera. È come io penso che sotto sotto sia il sentimento di tutti, cioè pensando ai propri figli, alle proprie famiglie, a se stessi, la volontà di non arrendersi, non spaventarsi, non cedere alla paura, e quindi interrogarsi di più sul senso della vita e sul senso del perché vale la pena vivere in Occidente. Forse la voglia di essere più occidentali ancora, e questo l'odio e la bestemmia che sono questi gesti, come con quell'immagine incredibile con cui Papa Francesco ha definito, no, anche quello che è successo venerdì sera. A me ha colpito quella frase in cui dicono è vero che è stato bravissimo il Papa, però con quella frase lì, correttissima, certo, si è attirato un attimo di attenzioni da parte di questi. Sì, ma che cosa odiano? Odiano la libertà dell'uomo, odiano questa idea che l'uomo sia più di tutto quello che ha e di ogni condizione sociale in cui si trova, e questo in fin dei conti è il fondo dell'Occidente cristiano e dell'Occidente laico, cioè questa stima di una domanda dentro all'uomo, una domanda di bellezza, di gusto, di giustizia che non si arrende mai. Questa è la grandezza dell'Occidente, di aver posto al centro delle proprie Costituzioni, con tutti gli errori fatti. Però forse ripartiamo da questa grande domanda, e sentiamo tutti che dobbiamo ripartire da questa grande domanda, per cui le risposte semplificate non servono, e forse serve anche una severa autocritica, e su questo chiudo così riprendendo qualche passaggio di Zanetti, di qualche grossolano errore di chi ha pensato che con qualche missile dall'Iraq del 91 alla Libia di qualche anno fa, al fatto di avere, l'ha detto Hillary Clinton, non dico costruito, ma lasciato andare un'esperienza come l'ISIS solo perché in chiave di mero gioco di potere. Ecco, si è scherzato col fuoco, si è scherzato con la libertà delle persone, ci si trova vittime in parte anche di grossolani errori di politica estera. Forse è bene usare molta prudenza e ricostruire l'Europa in questa sua sete di libertà che non si arrenderà mai. Quindi siamo più noi stessi, stiamo più attenti, più guardinghi, più prudenti, ma lavoriamo di più, costruiamo più cattedrali ancora di quelle che vogliono distruggere. Avvocato Morosin, lei come la vede? Ma aderire a quanto
sollecita la Francia, perché la Francia ha già deciso la partita. Beh, Quindi... diciamo che intanto siamo tutti sgomenti e partecipiamo al lutto della famiglia di questa giovane nostra concittadina di Venezia che ha perso la vita ed è stata uccisa barbaramente. Credo che questa sia la cosa che ci unisce tutti intanto. Poi bisogna riflettere, la Francia è in questo momento evidentemente scossa da questo evento, non potrebbe essere diversamente, e quindi forse è lo Stato meno lucido per diciamo, gestire la risposta. Infatti abbiamo visto la prima risposta è stata l'azione militare, il bombardamento nelle 24 ore successive massiccio di quella che è considerata ma non è la prima volta, la Francia è molto la Francia si è spesa anche in Libia storicamente comunque. Sì, è un po' precipitosa in questi eventi. Io credo che per affrontare correttamente il problema bisogna pensarlo a livello di ONU, lo vado dicendo in questi giorni, è una nostra opinione anche come movimento, non devono essere i singoli stati. È già buona cosa che la Francia proprio poche ore fa, ieri sera, abbia fatto un appello all'Unione Europea per invocare tra l'altro i trattati vigenti che dicono toccata uno dei soggetti bisogna che gli altri, e questa è una cosa buona, questa la vedo positivamente, però io vorrei che l'Europa, se c'è l'Europa, mi chiedo dove sono le istituzioni europee, l'alto commissario per la politica estera. È silenzioso, silente, non ci hanno trasmesso. Ha dato un'intervista e ho sentita fare una conferenza dove ha annunciato sì, che si sta muovendo per coordinare, diciamo, le posizioni di diversi stati, ma non l'ho ancora sentita, spero mi sia sfuggito, me lo auguro. Ha detto di più, ha detto che io mi auguro... è un problema bilaterale. Esatto. Cioè, sì, ogni Stato decida se appoggiare la Francia o no. Menorello... cioè non è stato una risposta. No, hai fatto bene. Volevo solo... tu sei stato più diretto, io volevo essere più elegante, ma di fronte alla gravità della mancanza dell'azione politica bisogna dire le cose come stanno. Ed è questo che bisogna evitare. Non solo l'Europa dovrebbe essere unita in una presa di posizione diplomatica prima ancora che militare, ma l'Europa dovrebbe essere la prima protagonista di un'iniziativa all'ONU, perché abbiamo visto Renzi, che dalla politica internazionale ormai è di fatto escluso, dire noi faremo qualcosa se intervengono Russia e Stati Uniti, il che dimostra che non c'è una visione, una progettualità, ma neanche l'iniziativa. Avrebbe dovuto dire chiediamo d'urgenza che siano convocate all'ONU l'Assemblea oppure il Consiglio di sicurezza meglio che competente per adottare una linea immediata di reazione, perché io penso che al di là... Ma forse noi, io la interrompo solo un secondo, perché dopo queste osservazioni ve le passo anche a voi, dopo anche a lei perché non le ho completato la domanda, che noi siamo anche in una posizione particolare legata al nostro tema, cioè occorrono soldi. Bravissima. E questo Renzi lo sa perfettamente, schierarsi lo fai se sai che tutto sommato puoi farlo. Cioè noi non so fino a che punto possiamo farlo. Ma veda, dottoressa Cognito, proprio per questo, se l'operazione è un'operazione a livello di Nazioni Unite, anche i costi vengono ripartiti tra tutti gli stati civili che ritengono che sia una battaglia di civiltà, di libertà, come si diceva prima, e non possono che essere condivise queste parole. L'interlocutore si proclama lo Stato islamico, non è né uno Stato perché occupa una parte, un territorio che ha una guerra civile in atto che è la Siria. Raqqa, dopo aver violentato la cittadinanza, la popolazione, aver fatto di tutto e di più, i massacri, i disastri, è diventata la sede di un comando, ma in fondo è una sparuta minoranza che in nome di Allah, perché la cosa che infastidisce, che disturba, che abbiamo anche difficoltà a capire, è che questi hanno gridato all'Akbar, Allah è grande. Nel momento in cui uccidono, mi dicono gli esperti, io non sono esperto di Corano, che neanche il richiamo alla Sura 59 del Corano giustifica, è una interpretazione di questo testo. Certo. Non c'è nessuna mente libera islamica seria, vi sono anche islamici interlocutori sul tema che riconoscono che la violenza è l'uccisione degli infedeli. Semmai tenterai di convincermi se io sono un infedele, ma però sono infedeli tutti indistintamente, no? Cioè tutti quelli che non sono islamici della loro ortodossia, perché l'interpretazione più stretta del Corano, più violenta, se vogliamo, a me pare un'interpretazione violenta, sono tutti infedeli. Tanto è vero che al Bataclan sono stati uccisi dei ragazzi e delle ragazze di fede musulmana, quindi questo dimostra la cecità dell'operazione. Spaventa ancora di più, questo destabilizza. Sì. Dottore,
Destabilizzazione, e questo è il problema, perché crea già opinioni diverse, modi di porsi diversi, ed è quello che vogliono poi sostanzialmente, perché nella confusione riesci anche a creare qualcosa, purtroppo. Cioè sono le nuove guerre, le guerre adesso sono diverse rispetto a una volta. Sì, sicuramente. Mi associo innanzitutto al dolore e alla partecipazione per chi ha perso i propri figli, che potrebbero essere i nostri figli. Tutti giovani, guarda caso nel pieno dei loro sogni, no? Infatti quella è anche un'altra cosa da analizzare, secondo me. Io penso sempre, avendo anche figli della stessa età, no? Che hanno appena finito gli studi universitari, stando anche a Londra, eccetera, evidentemente il mio pensiero va a questi genitori che hanno fatto di tutto, e anche lo Stato, tutto sommato con le sue spese di istruzione, a portare avanti dei ricercatori, dei ragazzi molto bravi, e così in una nottata così di follia o di assoluta, veramente assurda, come dire, codardia da parte di questi vigliacchi, perché sono dei vigliacchi evidentemente, che sparano nel mucchio senza neanche guardare chi sta sparando, hanno in qualche modo spento, no? in tante famiglie i valori o le aspettative che tutti poi in qualche modo noi cerchiamo di portare avanti. Quello che mi preme dire erano le due considerazioni. Sicuramente le borse non hanno reagito, per venire alla domanda, visto che insomma, mi occupo anche di economia, perché? Perché non ha toccato al momento il cuore del vero, come dire, business dei soldi. La Francia sì, non è un grande colosso dal punto di vista finanziario, hanno toccato soltanto delle persone, non hanno toccato i centri vitali dell'economia, non sono andati nella City londinese, non hanno toccato cioè i centri di potere effettivo, hanno dato un segnale, attenzione che noi siamo presenti e vi sterminiamo tutti in qualsiasi località. E questo naturalmente riguarda le persone. Le borse stanno nicchiando, le borse nicchiano anche perché, rispondo alla seconda questione, l'ONU è ferma, l'ONU è in silenzio, è assente, come ha sempre fatto. Se ognuno analizza chi ha fatto diritto internazionale, cioè io quando ho fatto l'ONU anche dopo la guerra non è mai esistita, cioè è lì, sembra un mosaico, un'entità astratta, cioè doveva subito intervenire, fare qualcosa, entrare subito nel merito delle questioni. Ci si aspettava che intervenisse anche con le migrazioni, che esatto, sono state... al di là, ecco, senza entrare adesso sull'altro tema. Tutto questo però costa, e questo è l'altro come dire, risvolto della medaglia, costa a noi italiani e costa all'Europa, costa un po' a tutti i paesi impegnati. A noi in particolar modo, visto che abbiamo un debito pubblico ormai alle stelle, una spesa che è, quella burocratica soprattutto, una tassa occulta che paghiamo un po' tutti, e soprattutto, quello che mi preme dire, non abbiamo addirittura soldi per finanziare la nostra difesa. Cioè i cittadini oggi cosa ci chiedono? Nel momento in cui nel momento in cui noi siamo in qualche modo obbligati a dire ai nostri amici, clienti, aziende eccetera, devi pagare le tasse, è un obbligo che ti deriva comunque da un fatto costituzionale, questi dicono sì vabbè, ma i principi fondanti di questa Costituzione sarebbero, al di là di tante altre norme, quella di difendermi. Non vengo difeso in città, quando arrivano i delinquenti ti spaccano tutto, ti uccidono in casa. Infatti quella è la paura che hanno tanti, se non riesci a difendermi dalla delinquenza comune, che la subiamo, abbiamo poliziotti, qualcuno lo conosco io, mi è amico e mi racconta sempre che non hanno soldi per niente, insomma, per mettere benzina, per fare manutenzione. Ora non lo so, questi soldi per la nostra sicurezza maggiore, visti i fatti gravissimi di Parigi, dove si andranno a trovare? Sicuramente non autotassando di nuovo gli italiani, perché ormai siamo arrivati ad una situazione insomma insostenibile, non si possono tassare più le imprese, siamo, e vorrei ricordarlo, poi magari faremo un punto di riferimento nella seconda parte, siamo per le imprese al 63-64% sulla tassa sulle società. Cioè, quindi abbiamo un po' le mani legate, insomma, sostanzialmente. Allora, vogliamo combattere, sì, con quali armi? Non soltanto le armi dette propriamente armi, ma anche armi economiche, non le abbiamo, almeno noi. L'Europa anche lì sta nicchiando, non ci dà nessuna speranza. Allora, voglio dire, può essere un segnale? Quello che veramente l'Italia si faccia promotrice in Europa di una sferzata proprio di tutta la politica europea, partendo dalla difesa proprio dei confini, perché non è possibile che gli italiani vengano lasciati soli in un marasma che ormai è inconcepibile. E i costi, mi dispiace dirlo, gravano su tutti noi,
perché alla fine dobbiamo noi far fronte in qualche modo. L'Europa non le tira questa è un fuori. po' la situazione. No, ma dopo torniamo su questo tema. E voglio anche passare la parola a voi due, che giustamente dovete darla, ma con calma, perché facciamo andare prima la pubblicità, pochi secondi, così abbiamo più tempo anche per approfondire. Pubblicità.